Se volete vi faccio un piccolo test per misurare la vostra conoscenza del genovese. Vi sottoponiamo delle parole e vedere se voi le sapete tradurre. Voglio la traduzione in italiano. No, so io, forse lo so. Messicano. Palesemente messicani vuol dire. Non l'ho già capito. No, non lo so. Non lo so. Che è una pietra da... No, è il muratore. Brava. Muratore. Ah, io lo so. È una roba tipo pischello. Pischello. È il fruttivendolo. Fruttivendoli, no? Contadini. Fruttivendolo. Quando vai al mercato comunale, come lo chiami? Un pisagnino. Ma allora lo sapete il genovese? Cosa dite? Ma allora perché non parliamo senese a cena? Perché non si parla guese? Impazzire, non lo so. Perché ciocca. Perché ciocca? La verdura. Albicocca. A cibicchia. Niente? Io no. L'ardiciocca. Ma non è carciofo. Ah, il carciofo. Brava. Carciofo. Carciofo, bravo. Carciofo. Carciofo. Cioè, carciofo, cioè palese. Brava. Traduzione di questa parola, vai. Dai. Caruggi. Carucci. Caruggi. Caruggi. Vai, questa parola in italiano come si traduce in genovese? Senti che pensi è facile. Camallo. Camallo. Bravo. Camallo. Camalà, dai. Questa è difficile forse. Cavata. Tiabichon. Raga, lo stavo per dire, ve lo giuro, lo stavo per dire. Tiabichon. Ma se ci fosse qualche evento musicale in genovese voi ci andreste, magari rivolto anche ai giovani, no? Sì? Sì, volentieri. Faremo entrare all'Alero, faremo una Ma roba anche così. cose moderne se vogliamo, Mica vengo, a me mi piace. Io verrei, tipo, trilli, quella roba lì. Ma anche musica più nuova. Quindi è un po', non è molto sverno. Anche più giovani. Che mandilli nutinetto, che di ne. Non è sverno. Vabbè, anche quella. Magari noi non conosciamo delle cose che sono più, È una che diatriba si in sono corso. sviluppate. C'è anche gente che fa folk estremo in genovese. Ah sì? Noi non lo conosciamo. Tipo le barche a Torsio si chiamano. Sì, Qua in centro c'è. Sarebbe interessante, sì, sì. Ma quindi secondo voi è importante saperlo un po' il genovese, parlarlo? Sarebbe bello, sì, se fosse un po' più diffuso come tanti altri tanti dialetti, però purtroppo non è... Tanto diffuso. Almeno non vada perso. Boh, per questo lo perderemo. Lo perderemo, nessuno lo parlerà più e diremo com'era il genovese, boh. È importante sapere anche il genovese, sapere le lingue locali. Sì, io ad esempio so la mia, so l'acquese e E sei orgogliosa di saperlo. assolutamente sì, orgogliosa di essere piemontese. Il dialetto saperlo sarebbe interessante, solo che non è che come l'italiano che a scuola te lo insegnano. Se si potesse studiare io lo studierei, perché è una cosa, lo trovo molto interessante, però non ho modo di impararlo. Non ho nessuno che me lo possa insegnare, quindi non ho nessuno che me lo possa insegnare. Matti, suona tutto pesanino. Io domando due patate, io domando da ricciocche.